I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'attività orientata al contrasto della commercializzazione dei capi di abbigliamento di molti brand contraffatti e pericolosi per la salute, sequestrando centinaia di articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti. Le operazioni di servizio sono state eseguite dai finanzieri del gruppo di Gela e rientrano nel più ampio dispositivo operativo predisposto dal Comando Provinciale di Caltanissetta, orientato alla tutela del mercato dei beni e dei servizi. In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme Gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti nelle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati 400 capi di abbigliamento e forse più, riportanti marchi industriali contraffatti di noti brand come Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Ralph Lauren, Moschino, Prada, Versace. Il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio al loro possesso utile a ricostruire la catena commerciale degli approvvigionamenti delle materie prime in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività.